porta a casa uno stipendio di qualche centinaio di euro. Il marito fa il professionista, il padre ha attività imprenditoriale, un'azienda che lavora, hanno 2 bambini di 3 anni e di 8 mesi, si sono comprati una casa molto piccola, ma pagano tutto, riescono anche a pagarsi tutto la casa. Mi hanno comunicato, no, in Italia non lo stiamo più. Cioè, tipologicamente è una famiglia, lavora lei, lavora lui, hanno 2 figli, si sono comprati pure la casa. E cosa volete fare? Andiamo all'estero, papà. Ma a fare che cosa? I disoccupati, sperando di trovare un lavoro all'estero. Noi non ce la sentiamo di far crescere i nostri figli in questo paese. Capite? È la mia rabbia che non ho trovato argomenti per fermarli. Non ho trovato argomenti per fermarli. Questi nostri figli vivono una sola volta. E quindi 5 casi, anche il quinto all'estero. Devo raccontarvi degli altri casi. Sono tutti andati all'estero guadagnando la metà di quello che potevano guadagnare se fossero rimasti in Italia. Se mi avessero chiesto di fare una telefonata non me l'hanno chiesto, se avessi fatto una telefonata non l'ho fatto. Un'altra mia figlia, scusate, mio marito si è diplomato ad Alcamo, si è laureato a Palermo, si è specializzato a Roma e Firenze. 2 mesi prima di prendersi la specializzazione, con la moglie e 2 bambini di 7 e 5 anni, se n'è andato a Parigi, al Necker di Parigi, che è il più importante ospedale pediatrico d'Europa, guadagnando 1.700 euro al mese, facendo non ancora, ha detto alle polizie, quel cardiochirurgo pediatrico. Con una telefonata avrebbe guadagnato, stando a casa, 3.000 euro al mese. Ma sapete che succede? Che dopo 2 anni mi chiama il mio nipotino, che ormai, come tutti gli altri nipotini, non scrive più in italiano, perché fai la scuola pubblica francese, scrive in francese. Se è rimasto alla seconda elementare in italiano, ovviamente, in seconda media, sì, certo, lo scrive ancora in italiano, a casa parlo in italiano. E mi dice, nonno, stasera guarda la televisione francese nazionale, la prima rete. Domenica c'è un programma che si chiama 7 a 8, dalle 7 alle 8. È un'ora di trasmissione dalle 7 alle 8 di domenica sera, è un'ora sapidissima perché sei praticamente tutti a casa, la cena, la prima sera. E si vede una bambina francese, piena di tubi, che va e viene dall'ospedale accompagnata dai genitori, c'è un medico che la cura, poi a un certo punto questo medico si mette in macchina con l'assistente, va all'aeroporto di notte, prende un videatore, va in Spagna, preleva il cuore, porta il cuore a Parigi, impianta il cuore a questa bambina ritrova la salute, fa una grande festa invitando il medico, mio genero ha 34 anni. Se fosse rimasto in Italia sarebbe il genero di Orlando e sarebbe ancora dietro la sala operatoria appoggia le calze all'infermiere per darla al primario. Dopodiché ha deciso che doveva fare un'esperienza diversa. Mi sono trasferito a Quebec, in Canada, per fare il cardiochirurgo adulto, perché così mi informo meglio. E se è mia figlia, papà, che bello essere italiano e vivere in Italia. Vedete? Che bello essere italiano e vivere in Italia. Altro SMS. È arrivata la risposta dal Canada. Dal 1 settembre 2009 al 1 settembre 2011 andiamo a vivere a Quebec. Dal 1 settembre 2011 al 1 settembre 2013 torniamo a Parigi. Questi, per tue informazioni, i nostri spostamenti. Baci, Eni. Che cosa mi dici? Parlo col segretario del partito X, con Don Totò, con Zio Peppino, per far trovarti un posto di lavoro in Italia. Capite il dramma nostro qual è? La mia rabbia nasce dal fatto che
non se ne vanno i migliori. La mia rabbia nasce dal fatto che diventano i migliori quelli che se ne vanno. Il giorno del professor Moretti, sul mitico cardiochirurgo pediatrico, dove il mio genero ha fatto la scelta di andare lì per farsi formare, mi dice: senta, dottore, ma io ieri ho visto un programma di National Geographic dove c'era un certo Orlando che parlava perfettamente inglese, ma lei che è italiano, lei conosce questo Orlando? Si volta il mio genero, che ovviamente non si chiama Orlando, perché ha un altro cognome, si volta il mio genero e fa: senta, professore, guardi, io qui c'ho in tasca 4 biglietti aerei, io, mia moglie e i nostri 2 bambini ci trasferiamo a Quebec, domani noi siamo a Quebec. Io lo posso dire adesso, è mio socio, arrivederci. Quanto vale per la crescita di una persona? Perché non è vero, come dice qualcuno, che se ne vanno i migliori, perché io ho sempre sostenuto che i migliori sono sempre andati, sempre andati. Se io sono il migliore nello studio del salmone, non posso restare a Palermo. E se voglio essere il migliore nello studio del sale, probabilmente devo andare a Milano Marittima, ma non posso restare a Copenaghen. E se sono il migliore nella danza moderna, forse New York è troppo piccolo. È adeguato, devo andare a Roma, posso che a Berlino. I migliori sono sempre andati. La novità non è che se ne vanno i migliori. Bertolt Brecht, che sicuramente era un migliore, era nato ad Augsburg, città della Baviera, colta, la storia di Fugger, delle tesi di Lutero, capitale della cultura. Bertolt Brecht, che era un migliore, diceva, lui che è nato ad Augsburg, diceva: la cosa più importante che c'è ad Augsburg è il treno che mi porta al Molo dei Panieri. Perché per lui Augsburg era troppo piccola. Il dramma non è che se ne vanno i migliori, il dramma è che diventano i migliori quelli che se ne vanno. A parità di sensibilità, di tiro di studio, di capacità di impegno, chi rimane vive la palude delle caste e chi se ne va vive il gusto di costruirsi la propria vita. Ecco perché io sostengo che le nostre battaglie sono in nome della convenienza. Io so che non riuscirò a far tornare più in Italia nessuno di questi 5 casi.